Buongiorno a tutti, oggi guardiamo un magnifico salvataggio da parte di Francesco Sonis della squadra italiana nel 23esimo campionato europeo a squadre per nazioni. Non sempre la situazione è rosea in un torneo, in un evento a squadre, a volte la squadra sta perdendo dopo due pareggi in prima scacchiera e una sconfitta in quarta scacchiera rimaneva una fortissima necessità di vincere per appunto salvare il match. Il compito non era facile perché Francesco Sonis si trovava da nero contro un fortissimo giocatore inglese, Howell, davvero un giocatore esperto con circa 2650 punti elo, amico di Magnus Carlsen, visto che vediamo tanti video di Howell e Carlsen insieme, un grande teorico, eppure, chiedo scusa per lo spoiler, ma Francesco ce la farà nell'impresa. Vediamo che cosa è successo. E4, C6, la Caro-Kann, D4, D5, cavallo D2, si può anche giocare cavallo C3, che dopo D per E4, cavallo per E4 sarebbe la stessa cosa, cavallo D2, D per E4, cavallo per E4. A questo punto ci troviamo in una delle posizioni principali della Caro-Kann dove la linea principale è alfiere F5, la vecchia classica linea principale. La seconda mossa più giocata è cavallo D7 con l'idea di sviluppare il cavallo in F6. Francesco Sonis gioca la mossa moderna, che in realtà moderna non è, ma l'idea con cui viene giocata sì lo è, che è cavallo F6, la famosa variante Tartakover. Che cosa ha di atipico cavallo F6? Il punto è che permette al bianco di doppiare la struttura pedonale del nero, creando appunto una maggioranza, diciamo una maggioranza che non potrà produrre facilmente un pedone passato, quindi una maggioranza malata contro una maggioranza sana del bianco, e ciò potrebbe essere un problema in un finale di pedoni, perché questo finale di pedoni è perso per il nero. Peccato che appunto prima del peccato per il bianco che prima del finale c'è il mediogioco, e nel mediogioco, soprattutto se entrambi i re si arroccheranno corto, il nero ha 4 pedoni contro re nell'ala di re, potrà usarli secondo appunto i nuovi metodi di Alfa 0 per creare un Pound Storm, un attacco pedonale nell'ala di re, nell'ala del proprio re e del re avversario. A volte con H5, a volte con G6, F5, a volte con G5 addirittura, ma ok, andiamo per ordine. Innanzitutto queste idee ovviamente sono nuovissime, probabilmente anche venute in auge anche grazie appunto ai nuovi motori con Alfa 0, ma questa variante si chiama variante Tartakower, perché Tartakower, o Tartakover, non so come si pronuncia, fu un giocatore che la usò appunto agli inizi del Novecento tante volte, fu il giocatore che la utilizzò moltissime volte insieme a Ron Nintovic, anche se non fu il vero inventore di questa variante, perché il vero inventore fu Horatio Caro, un giocatore inglese che giocò cavallo F6 per la prima volta nel 1898, quindi dobbiamo tornare indietro di secoli, cioè l'idea non è nuovissima, anche se adesso è fortemente di moda. Horatio Caro che la utilizzò senza successo contro la stella statunitense Pillsbury, che purtroppo morì giovane per una malattia all'epoca incurabile, ma che era un talento e che sarebbe sicuramente, se avesse potuto vivere più a lungo, sarebbe sicuramente diventato campione del mondo. Comunque, torniamo a noi, torniamo nel 2021 e Howell giocò cavallo per F6,
E per F6, ecco, qua inizialmente si giocava a cavallo F3, di fatto anche nella prima partita appunto giocata a Vienna nel 1898 dove si gioca questa partita, cavallo F3 fu giocata, poi però magari il bianco si è stufato che, non so, dopo, non so, alfiere di 6, alfiere di 3, alfiere G4, questo cavallo può venire inchiodato, poi magari in un futuro, dopo che magari entrambi i re si arroccano, magari il nero può fare una batteria con l'idea di prendere in F3 al momento giusto, poi attaccare H2, insomma sono idee che potrebbero essere fastidiose. Allora in tempi moderni il bianco decide di difendere il pedone in C3 per poi giocare alfiere di 3, mettere il cavallo in E2 dove non potrà essere inchiodato, perché ok, in caso di alfiere G4 si può sempre fare F3, il cavallo in E2 potrebbe andare in G3 e da lì ambire a queste due caselle, come poi avverrà in partita. La mossa C3 è importante perché iniziare con alfiere di 3 comporta un sacrificio di pedone, e visto che sappiamo e anche Howell sa che un pedone è sempre un pedone, Howell gioca C3. No, in realtà Howell sa che un pedone e non vuole dare materiale così, e di fatto in partita e dopo in alcuni momenti avrebbe dovuto sacrificare, ma questa è la linea principale. Il nero gioca alfiere D6, alfiere D3, arrocco. A questo punto il bianco gioca donna C2, che di nuovo è il sistema moderno, con l'idea di attaccare il pedone, il nero da scacco, il cavallo ora deve andare in E2, che non può andare in F3 perché è scacco, ecco, e adesso a questo punto, in passato prima si giocava H6, G6, notare che G6 potrebbe permettere al bianco di giocare piani con H4, H5 e poi arrocco lungo, il bianco ha già un attacco pericoloso. Si giocava quindi G6, H6, ma dopo per esempio H6 era difficile trovare un piano, trovare controgioco per il nero, perché non so, quando magari dopo il cavallo un giorno va in D7, il bianco può mettere anche il cavallo in G3, per esempio, cattivo, e il nero qua giocò Sonis, giocò H5, due punti esclamativi, la moda moderna, il bianco arrocca e il nero spinge il pedone fino in H4 in stile Alfa 0. Ricordiamoci, abbiamo già commentato in passato varie partite di Alfa 0. Alfa 0 ha un debole per spingere questi pedoni fino in H3, e questa variante infatti adesso è stra di moda, ci sono vari libri che parlano di questa variante. E ricordiamoci che fu introdotta per la prima volta nel 2017 in una partita per corrispondenza. Non a caso quest'idea viene introdotta negli anni appunto dell'avvento di Alfa Zero in una partita per corrispondenza, quindi uomo motore contro uomo e motore. Poi è stata appunto studiata, copiata da tutti i giocatori professionisti, e Francesco fa frutto appunto delle conoscenze, del suo grande studio, delle sue conoscenze moderne, e gioca a questo piano. Il nero, chiedo scusa, il bianco arroccato, il nero gioca quindi H4, il bianco non vuole farsi fare H3 perché poi questo pedone che ronza intorno al re bianco e controlla alcune case importanti fastidioso, quindi il bianco lo blocca con H3, cavallo D7, con l'idea di mettere il cavallo in F8 dove poi magari potrà progredire in E6 o in G6, anche magari dopo G5, Re G7, cavallo G6, che è uno dei piani rischiosi ma tipici di questa posizione. Il bianco gioca alfiere 3, cavallo F8, ecco il bianco gioca C4. A questo punto non dimentichiamoci che il bianco ha una maggioranza centrale, il bianco magari un giorno vorrebbe, o ci sono vari piani, o piani basati sulla spinta appunto di questa maggioranza, o piani basati sulla creazione di un pedone passato. A questo punto ci sono varie mosse, le mosse più giocate sono alfiere C7, alfiere E6 è un'altra mossa, e con un'idea simile potrebbe seguire donna D7, dopo faremo un confronto, infatti con donna D7 con l'idea di attaccare H3, poi facciamo un piccolo confronto dopo. Ecco, il bianco gioca torre F, chiedo scusa, Sonis gioca alfiere D7, la mossa è molto interessante anche se secondo me forse alfiere 6 è un pochino più sicura. Alfiere D7 comunque è un'idea interessantissima. Il bianco gioca torre E1, un libro sulla Caro-Kann che ho di Francesco Rambaldi del 2020, dice che cavallo C3 offre al bianco un piccolo vantaggio, e
si può discutere, però sembra che sia accertato, ma il bianco che gioca torre 1, probabilmente il bianco non sapeva la teoria, perché questa è una variante un poco giocata, e alfiere di 7 una mossa minore. Ecco, e qua, dopo torre E1, Sony gioca la bellissima donna C8. L'idea di donna C8 è che ora si può preparare, per esempio, un sacrificio in H3. Per esempio, facciamo una mossa nulla per il bianco, facciamo una mossa qualsiasi come torre a D1. Dopo torre a D1 viene giocata alfiere per H3, 2 punti esclamativo, credendo non solo nel materiale ma anche nell'attacco da matto. Dopo G per H3, perché se no c'è un pedone in meno e poi i pezzi del nero arrivano, G per H3, donna per H3, qua Sonis avrebbe potuto realizzare una delle sue idee con questa batteria alfiere di 7 e donna C8. Ora si minaccia un attacco devastante. Per dire, si potrebbero minacciare entrate in H2 con la donna e con l'alfiere, con conseguenze a dir poco fatali. Per esempio, se il bianco fa una mossa qualsiasi, si potrebbe dare uno scacco, il re va in H1, poi magari ci sono altre mosse. Magari è bello prendere in E3, e qua magari c'è un matto di questo tipo, bellissimo matto lungo le diagonali. Sarebbe potuto anche dare matto così, per dire, no? Scacco matto. Quindi c'è proprio un attacco che va avanti da solo. Se il bianco avesse giocato cavallo F4 si può riprendere il materiale con gli interessi, con pedoni in più e re e meno esposto, quindi con vantaggio stradecisivo del nero. In caso di alfiere F5 il nero gioca donna F3 con l'idea di H3 dare il matto in G2 e il bianco è impotente di fronte a tale minaccia. Quindi torre di 1 non si può parare, ma Howell, che non è uno sprovveduto, gioca la fortissima cavallo F4. Ok, cavallo F4 difende questi punti e eventualmente il cavallo vuole portarsi in attacco. Per questo, e torno un attimo indietro, mi sposto dalla partita. Se il nero avesse giocato alfiere E6, che ci sono altri inconvenienti, ma se il bianco avesse giocato lo stesso, il medesimo impianto, con i pezzi piazzati in questo modo, alfiere per F4, alfiere per e donna per D4, sarebbe stata una possibilità che non c'era con la donna in C8. Però che ovviamente il bianco avrebbe potuto giocare in altri modi. Ma torniamo adesso a noi, torniamo a ciò che è stato giocato in partita. A C8, ecco, ora il bianco ha giocato cavallo F4. Il nero ha giocato donna C7 attaccando il cavallo, però donna C7 smette di minacciare prese in H3 e il bianco gioca cavallo H5, ora il bianco obiettivamente sta meglio. Il nero gioca cavallo E6, con l'idea magari di andare in F4, ecco, e qua il bianco ha giocato donna D2 per controllare questa casella. Una manovra tipica che si trova anche nelle monografie, nei libri su questa apertura. È molto strano perché la donna bianca va in C2, una manovra tipica molto forte per il bianco in questo tipo di posizioni è tornare con la donna in D1 per provare ad andare in G4, per provare a creare attacchi diretti. In alcuni casi la donna può andare anche in H5 se questa casella si libera. Per esempio, se nero avesse giocato cavallo F4 avrebbe potuto seguire cavallo per, alfiere per e donna H5. Non è facile ora parare gli attacchi contro H7, la presa del pedone in H4 e il bianco starebbe meglio. Il donna D1 con l'idea di andare in G4, a volte in H5 avrebbe creato qualche piccolo grattacapo. Il bianco ha giocato donna D2, a questo punto donna D8, estremamente interessante. Anche qua bisogna dire che forse il bianco si è un po' precipitato, il bianco
forse avrebbe potuto giocare torre a D1 con un minimo vantaggio, ma per fortuna il bianco ha giocato D5 per creare subito un pedone passato, ma ricordiamoci che i pedoni non tornano indietro, D5 indebolisce alcune caselle nere, nero gioca C per D5, C per D5, cavallo C5 è un fortissimo cavallo, che minaccia anche l'alfiere, il cavallo potrebbe attivarsi ancora di più. A questo punto il bianco gioca alfiere D4, una mossa logica che però non è, cioè prende di mira questi punti, forse non era la più forte, forse qua il bianco, anzi, il bianco aveva un modo inumano, aggiungerei, per andare a stare meglio. Ovviamente il motore trova, ma a livello umano è difficile anche per un giocatore nel top 100 mondiale come Howell. Tale mossa è, che per fortuna il bianco non ha visto, è alfiere H6 con l'idea di creare pressione contro questi punti e in caso di G per H6, donna per H6, il bianco che minaccia donna G7, così come cavallo per F6 avrebbe un vantaggio decisivo, perché se il nero pare il matto segue cavallo per F6, donna per, e a questo punto il bianco ha un vantaggio di materiale molto grande. Anzi, mi correggo, donna H7 è leggermente meglio, quindi chiedo scusa per lo sbarione, donna H7 da matto. Ok, no, quindi appunto anche donna per H6 è un'altra minaccia. Se il bianco cattura se il nero cattura in D3 segue alfiere per G7 con l'idea di sacrificare anche la torre, ma perché poi purtroppo seguirebbe donna H6, tutti i pezzi sono contro il re nero. Ecco, dopo alfiere H6, che ripeto non è stata giocata, penso che alfiere H6 sia stata scartata per alfiere F8 e non si capisce cosa il bianco possa fare. Sembra che il nero si sia difeso e che poi l'alfiere rimane in presa, poi ovviamente i motori, non gli umani, perché infatti abbiamo visto che non è stata trovata a livello umano questa cosa, ma i motori trovano alfiere C2 con l'idea di giocare B4 per scacciare il cavallo nero e creare questa pericolosa batteria, e il bianco ha un attacco terribile. Per esempio, in caso di G per H6, B4 il nero è un po' nei guai, perché per esempio se il cavallo, probabilmente il nero dovrebbe giocare una mossa come riportare il cavallo in E6 restituendo il pezzo e stando un po' peggio per via del suo re debole, perché in caso di cavallo A6 appunto il bianco può creare la batteria, oppure peggio ancora può portare tutti i pezzi in attacco come donna qua che minaccia di prendere il pedone su alfiere G7, donna per, con l'idea di fare una manovra con la torre per portarla in G3, e qua il bianco avrebbe un attacco decisivo. Però fortunatamente alfiere H6 è una mossa così difficile che non è stata vista, il bianco ha giocato alfiere D4, a questo punto Sony prende il vantaggio, gioca cavallo per D3 prendendo la coppia degli alfieri. A questo punto il bianco gioca donna per, torre per E8, che probabilmente non è la più precisa, sarebbe stato meglio, però ripeto è molto difficile, o donna per D3, anche se il nero sta già un po' meglio, con mosse come alfiere E5 o con il sacrificio posizionale curiosissimo torre E5, perché su alfiere per di per ora il nero ha una massa fortissima di pedone, può attivare i pezzi agli alfieri che sono dei mostri, non ci sono colonne sfruttabili da parte del bianco, l'unica colonna aperta la C e tutte le caselle controllate. Comunque ok, donna per D3 era meglio, ma ancora meglio per il bianco per avere, no, non per stare meglio, forse per avere la parità sarebbe stata la mossa pazzissima alfiere per F6, che cioè il nero appena preso in D3 il bianco sacrifica anche il suo alfiere, e ora per esempio su G per F6 il bianco vincerebbe in questo modo, perché ora minaccia matto e minaccia F6 e il nero potrebbe prendere in E1, prendere in F6 adesso, dopo donna H6 alfiere F8, cavallo per F6, donna per e cavallo per E1, bianco prende in H4 e la posizione è un casino. Il nero, la posizione è davvero un caos, perché il nero ha tanti pezzi per la donna, il nero ha 3 pezzi e la torre con uno squilibrio favorevole, ma il bianco ha tantissimi pedoni, ci sono scacchi perpetui, il cavallo è intrappolabile, e quindi la valutazione è poco chiara. Comunque
nessuno da bianco, probabilmente nessun umano entrerebbe in questa continuazione a cuor leggero. È troppo difficile. E per fortuna quindi il bianco ha giocato torre per, donna per e a questo punto se il bianco semplicemente prende il cavallo, dopo donna in 7, qua vediamo la superiore valutazione posizionale di Sonis, dopo donna in 7, il nero con torre 8 e donna e 2, otterrebbe un grandissimo vantaggio perché il nero ha una coppia degli alfieri mostruosa, il cavallo in H5 non fa più nulla, non c'è più attacco, quando si entra in settima poi la torre sarà devastante, il pedone in D5 appunto non è pericoloso, la colonna C è inutile e il nero avrebbe un vantaggio forse già decisivo a gioco corretto. Bianco quindi prova tutto per tutto, gioca cavallo per G7. Perché cavallo per G7? Perché su re per G7 potrebbe seguire qualcosa come donna G5 perché il pedone è inchiodato e poi una presa in F6 per esempio su alfiere qua, su re F8 alfiere per F6 e qua il nero ha qualche problemino. Però ok, e dopo cavallo per G7 Sony gioca la stupenda donna E4 che centralizza la donna e contrattacca l'alfiere. Powell gioca cavallo H5 con la speranza di donna per D4. Qui seguirebbe donna H6 con minaccia di matto su F5 per parare il matto. Dopo cavallo F6, donna per, il bianco avrebbe un vantaggio decisivo perché il nero ha sì 3 pezzi per la donna, ma il re è debole, i pezzi scordinati, il bianco ha vari pedoni, quindi il bianco vincerebbe in caso di donna per D4, se nero prende il secondo pezzo, ma qua Sonis gioca mantiene il sangue freddo, consapevole che è importante che lui non sbagli non solo per se stesso, ma per tutta la squadra, quindi per tutta la federazione, per tutta la nazione, gioca alfiere E7, mostra straordinaria che difende F6. Ora donna H6 non è una minaccia così grave, F6 è tenuto e donna G6 è sufficiente per difendere. Il bianco gioca alfiere per F6 e a questo punto non si può prendere in F6 per via del doppio, ma qua Sony gioca la bellissima deviazione del difensore, cavallo F4, 2 punti esclamativi con minaccia di matto in G2. In caso di cavallo per F4 o donna per F4 seguirebbe il cambio e poi alfiere per F6 si entra in un finale dove il nero ha un pezzo in più, la coppia degli alfieri, e questo finale, anche se il bianco ha dei pedoni, questo finale è tecnicamente vinto per il nero, che dopo cavallo per F4 alfiere per F6. Il bianco ha quindi giocato F3, continuando a creare il caos, no? Cioè adesso alfiere per F6, attacca l'alfiere, cavallo F4 minaccia matto e crea questi pezzi in presa e il bianco continua a incrementare il caos, ma ormai Sony gioca benissimo. Alfiere C5, re H1, donna E3, punto esclamativo, e dopo donna per alfiere per, cavallo per alfiere per, si è semplificato, il nero ha un pezzo in più. Il bianco gioca alfiere per F4, il bianco ha vari pedoni per il pezzo, ma questo finale è tecnicamente vinto per il nero che ora gioca benissimo. Il nero gioca torre C8 per entrare, chiedo scusa, mouse sleep, ok? La torre per entrare con la torre in settima, da dove bombarderà i pedoni del bianco e diciamo creerà minacce contro il re bianco che non potrà attivarsi facilmente. Torre di 1 per attivare il pedone passato che in realtà non va da nessuna parte. Notiamo che torre 1 per alzare la torre non è molto efficace perché ci sono i matti del corridoio in prima traversa. Re H7, nero attiva il suo re che è un asset importantissimo nel finale, alfiere C3, re G6. Notare che il bianco ha tanti pedoni, ma appena li spinge tali pedoni possono essere persi. A 3 F6, torre 1, alfiere G3, la partita è molto interessante anche dal punto di vista tecnico, ma se c'è un vantaggio tecnico decisivo mi fermerò sui momenti i più importanti. Ok, il bianco ha giocato re G1, alfiere 5, semplificazione, molto utile semplificare. Alfiere per re per, ora il pedone in D5 sarà il primo pedone a cadere perché se venisse difeso il nero prende in B2 e poi un piano vincente potrebbe essere semplicemente spingere, creare un pedone passato, spingere la maggioranza fino ad andare a donna.
col supporto dei suoi pezzi. Bianco gioca H4, re per D5. E ora i pedoni cadono 1-1. Bianco cerca di attivare il suo re F5, B4, re G6, torre D1, alfiere C6. Bianco ora cerca del controgioco con torre D4, torre D3 per difendere il pedone, probabilmente avrebbe perso per alfiere B5. Ora o il bianco torna indietro e qua perderà il pedone in A3, o va, non so, in B3, il bianco gioca alfiere F1 e cade il pedone in G2, quindi il nero usa il suo pezzo in più per attaccare varie volte una stessa debolezza. E dopo alfiere C6 il bianco gioca torre D4, torre A2 e il bianco, come ripeto, su torre D3 alfiere B5 con minacce di torre per A3 se la torre abbandona la terza traversa, o alfiere F1 per esempio, torre C3, alfiere F1, torre D1, torre per A3 porterebbe appunto alla lenta ma inesorabile vittoria del nero. Bianco gioca torre G4, re F7, re F5 forse era un filo meglio, ma re F7 va bene, H5, torre A1, che si può, ok, prendere è un po' più pericoloso per il pedone, quindi il nero vuole fermare il pedone H. Okay, H6 forse era il miglior tentativo, ma dopo torre H1 il nero ha eccellenti possibilità di vittoria. Bianco gioca re H2 per impedire torre H1, ora la torre torna in difesa da questa parte, torre D7. A questo punto su H7 seguirebbe torre D8 per poi circondare il pedone che cadrà, per esempio re H3, torre H8, torre H4, re G6 catturando il pedone e poi vincendo pian piano la partita. Il bianco ha giocato torre G7, re F8. Torre per, alfiere per, il nero vince perché il nero si avvicina al pedone catturandolo fino a che poi vincerà la partita con il pezzo in più perché continuerà a creare infiniti Zuzvan. Il bianco gioca torre G6, torre F7, ora la manovra è un po' laboriosa ma si vince. Ora la manovra, dopo aver difeso questo pedone, fare torre H6, torre H7, re F7, poi il pedone H cade. Pedoncino alla volta. Su re F4, torre H7, se il re si avvicina usiamo il pezzo in più per scacciare il re, via. E tu non puoi passare. Ok, re 4, re F7, poi il pedone H cade, quindi un altro pedone, no? Quindi un pedoncino alla volta. E il bianco quindi gioca torre G4, torre H7, torre G7, torre per H per, portiamo il re a catturare il pedone G, ponendo presto fine alle sofferenze del bianco. Bianco gioca torre H4, re F7, con l'idea di andare in G6, e qua con la squadra che ha già perso e la necessità di dover vincere questa partita, questo è un compito durissimo, appunto mantenere il sangue freddo. Qui re F4, re G6, torre G4, re per H6, il primo pedone è andato. Ora l'ambiziosa re F5 perderebbe per l'infilata. Bianco gioca torre G8 e che ora Sonis dimostra una grande tecnica. Ora il bianco deve dare scacco perché sennò cade G2 o si cambiano le torri, che anch'esso è perdente per il bianco. E ora andiamo avanti, torre D7 per attivare la torre, per dare scacco, per andare ad attaccare le debolezze, re 3 per avvicinarsi da 3, scacco, re F2, re F5 attivando il re, re E5, il re potrebbe dirigersi a catturare sti pedoni, A6, mossa d'attesa, re E6, torre G7, G4, torre H7, la torre può andare di nuovo ad attaccare i pedoni da dietro o da questa parte, dopo re F4, torre C3, torre D4, re 3, torre D1, c'erano anche altre mosse ma va benissimo come sta giocando il nero, la posizione è già vinta, re D5 per provare a entrare, re D4, torre D3, attaccare i pedoni, torre 1, ecco ora re F4 probabilmente avrebbe perso la lunga, no? Perché, non so, qua cade tutto, cade F3, poi dopo cadrà un altro pedone, i pedoni cadono 1-1, torre B3, re C4, e ancora qua il nero dovrebbe vincere, no? Perché poi cattura questi pedoni, anche se il bianco riuscisse a crearsi un pedone passato da questa parte, poi il nero sacrifica l'alfiere, nel frattempo va donna, bianco gioca re D2, torre E8, ora il problema del bianco è che il re nero, cioè il re può difendere quest'ala, però il re è anche tagliato fuori da questi pedoni, quindi un piano potrebbe essere rimanovrare il re nero, fare una manovra mantenendo il tagliafuori per andare a catturare F3, poi cade F3, G4, il pedone F vincerà, e così è come è andata la partita. Torre E6, e ora tale manovra potrebbe essere vincente. Torre F4, re 7, torre E5, il bianco ha giocato a 4 disperazione, ma cioè, non vedo cosa potesse fare il bianco, perché se il bianco aspetta, re B2, re G5, e ora la torre deve abbandonare la difesa di F3, quindi cade F3, ripeto il re non poteva fare nulla perché era tagliato fuori, quindi cade F3, cade il primo pedone, cade il secondo pedone,
poi il pedone F appoggiato dai suoi 3 pezzi non avrà ostacoli per promuovere. Il bianco gioca A4 disperazione, alfiere per A4, grazie, torre C4, alfiere C6, riproponendo la stessa idea e il bianco abbandona. Sì, perché qua dopo torre C3 il bianco ha giocato, il nero ha giocato re G6 e il bianco non può fare nulla, no? Perché ci potrebbe essere il bianco abbandonato. Ci potrebbe essere il trucco che su torre C4 non possiamo fare ancora re G5 per via della forchetta, però ovviamente il bianco non ci tenta neanche, anzi poi dopo torre C4 il nero prende in F3, no? Quindi semplicemente sì, il bianco potrebbe aspettare re G5, re F4, alfiere F3, il nero vince. Quindi una eccellente prestazione di Francesco Sonis che ieri ha salvato l'Italia. Vediamo se il futuro ci presenterà delle belle partite. In bocca al lupo per oggi. E spero che questa partita sia piaciuta e che i commenti siano riusciti magari a far entrare nella mente dei giocatori, a vedere le difficoltà che anche giocatori fortissimi possono trovare e speriamo di vederci presto con un'altra bella partita commentata. Grazie mille e a presto. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!